Screditare gli avversari. È scattata proprio questa fase nella campagna elettorale siciliana a meno di 2 settimane dal voto per la scelta del presidente della regione e per il rinnovo dell'ARS. Nello Musumeci, candidato per il centrodestra, prova a pescare nell'elettorato del centro-sinistra e lo fa lanciando un appello, rivolgendosi in particolare a quelli che votano PD. Ognuno con il proprio candidato e la propria lista, fate come volete, ma non votate per la presidenza Micari. Il massimo rispetto per l'uomo, ma oggi votare per lui, osserva Musumeci, è come votare Beppe Grillo. Se voti Musumeci vince Miccichè, non si fa attendere la replica pentastellata, con la schiera di impresentabile e portandosi dietro l'accozzaglia di politicanti che ha distrutto la Sicilia in totale assenza di un programma. Musumeci ha perso qualsiasi credibilità. Così sul blog di Grillo il candidato Giancarlo Cancelleri, che sabato ha fatto tappa nella Valle dei Templi, con lui anche Luigi Di Maio. Siamo l'unico argine a quella ammucchiata politica che ha prima distrutto questa regione e adesso se la vuole riprendere mettendo di nuovo le mani sui soldi dei siciliani, e ce la metteremo tutta per fermare questa cosa. Io ce la metterò tutta come il resto del movimento, soprattutto in questi ultimi 15 giorni. Le richieste dei siciliani sono un po' di normalità. Chiedono un po' di normalità in questa terra, una normalità che gli è sempre stata negata. Gli è stata negata anche perché in passato hanno ridato questa regione nelle mani dei loro aguzzini politici. Però adesso l'appello va a tutti i siciliani, di ogni provenienza politica e anche coloro che si vogliono astenere. Dateci una mano a fermare questa accozzaglia di liste, partiti e gente che vi ha già distrutto e ci ha distrutto questa regione. Se il 5 novembre i siciliani daranno un grande segnale, saranno contagiosi. Dal canto suo Giancarlo Cancelleri si è soffermato sull'emergenza migranti nell'Agrigentino e nell'isola. La Sicilia è stata lasciata da sola a gestire questo fenomeno dal governo nazionale che con Minniti e Del Rio ci ha fatto assistere al teatrino del litigio, lasciando pericolosamente i nostri sindaci da soli ad assolvere ad una questione che è davvero di rilevanza non solo nazionale ma addirittura europea. L'Europa non può continuare a girarsi dall'altra parte, il governo nazionale non può far finta di nulla e soprattutto la regione non può rimanere a fare da spettatore. Io, se diventerò presidente della regione, chiederò al governo nazionale di diventare commissario straordinario all'emergenza immigrati per poter stare accanto ai sindaci, alle piccole comunità di cittadini che subiscono questo fenomeno, ma soprattutto per andare a dire in Europa, a quei tavoli europei, che non ci stiamo più in questo modo e che vogliamo attenzione e che vogliamo soprattutto delle misure che possano in qualche modo disinnescare quella bomba sociale che potrebbe scoppiare da un momento all'altro.